proprio l'altro giorno i carabinieri del comando stazione di Padova Prato della Valle hanno arrestato un ladro seriale che era specializzato nel commettere i furti in ospedali. L'indagine è stata molto articolata e complessa e grazie all'intuito investigativo dei carabinieri sono riusciti appunto ad individuare questo italiano, già con un volto noto alle forze dell'ordine, che nel mese di marzo aveva appunto commesso un primo furto all'interno dell'ospedale del Policlinico di Padova. E in quella circostanza un errore ci ha permesso appunto di identificarlo, poiché avendo rubato il bancomat ha fatto dei prelievi fraudolenti e quindi grazie alla visione delle telecamere delle vari istituti di credito dove ha fatto questi prelievi, siamo riusciti insomma a individuarlo fisicamente, quindi poi da un confronto delle immagini delle telecamere degli ospedali, da un confronto delle immagini delle telecamere dei vari ATM, siamo riusciti a identificarlo compiutamente. L'autore dei furti era molto metodico. Sì, era molto metodico, era un soggetto senza fissa dimora, viveva qui in alberghi, ove pagava regolarmente e sempre in contanti, e al mattino presto, intorno alle 7:30, usciva dall'hotel e si dirigeva negli ospedali dove ovviamente perpetrava questi furti. Noi abbiamo acclarato adesso che riteniamo sia responsabile almeno di 4-5 furti commessi sia presso l'ospedale civile che presso l'ospedale Sant'Antonio qui di Padova e anche altri furti presso l'ospedale di Abano Terme.